Buonasera a tutti, buonasera, accomodatevi, mettetevi seduti bene. Buonasera a chi sta entrando ora. Molto bene ragazzi, salve anche a chi ci sta seguendo online e chi ci guarderà nel futuro. Benvenuti a questo culto giovani. Come sapete cominceremo con la lode che vedete già qua bella schierata e quindi vi invito tutti a mettervi belli in piedi, carichi, pronti a lodare il Signore, in piedi, carichi, pronti a lodare il Signore. Molto bene. E quindi adesso scambiamoci i saluti, gli abbraccini. Ciao, da quanto tempo. Oh, che scene carine. Molto bene. Adesso apriamo il nostro culto con una lode, un'occasione per aprirci al Signore, per mettere il nostro cuore nella posizione di lodarlo, nella posizione di imparare. E quindi invito tutti voi durante la lode a pregare, a ringraziare il Signore per la vostra settimana e aprire il vostro cuore e la vostra mente verso il culto che avremo. Io direi di aprire con una preghiera e poi cominciamo con la lode, va bene? Padre, io ti ringrazio per questo culto, Signore, ti ringrazio per tutte le persone presenti, ti ringrazio per questa lode. Padre, noi adesso vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, vogliamo alzare il nostro canto a te, perché tu, Signore, possa ascoltarlo, perché tu, Signore, sia messo al primo posto e tu sia lodato per quello che sei, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Buonasera. Grazie Letizia. Ok, inizieremo con la prima canzone e il tema di questa sera è: parleremo di solitudine questa sera. La prima canzone parla di tutt'altro, il fatto di essere amici di Dio. Non so perché hai scelto di amarmi e consolarmi, pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando, è stupendo. So che tu mi stai pensando, mi stai amando, è stupendo. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio amico mio. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio amico mio. Io non so perché hai scelto di amarmi e consolarmi, pregando te, pregando te. Ora so che tu mi stai pensando, mi stai amando, è stupendo. Sono un amico suo, sono un amico suo, sono suo amico e Dio amico mio. Sono un amico
Adesso faremo quello canto che abbiamo insegnato settimana scorsa, che si chiama Yehowa. Amen? Dobbiamo cantare con forza, per favore, mi raccomando. Yehowa. Cantiamo insieme. Io sono grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna. Maggior prova dell'amor suo profondo. Una vita, allegria in ogni tempo. oh amici, famiglia, tanti fratelli. Tu Gesù, il mio amico veritiero, che di tutto fece per la mia salvezza. loderò il Signore, Loderò il Signore in ogni tempo. La sua lode ci sarà durevolmente nelle mie labbra e nel mio cuore. Gesù Cristo, Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. loderò il Signore, Il Signore in ogni tempo, la sua lode ci sarà durevolmente nelle mie labbra e anche nel mio cuore. Gesù Cristo, Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. alleluia, gloria al Signore, amen. Adesso faremo Tuo amore non sbaglia, amen? L'amore di Dio non sbaglia.
credo in Dio Padre, io credo in Cristo il Figlio, credo nello Spirito Santo, che Dio tre in uno è. È un canto meraviglioso e dice del nostro eterno Padre, dell'amore del Signore, nostro Creatore, della potenza di Dio. È la prima volta che faremo nel culto giovane, ma è così, siamo un gruppo giovane, dobbiamo anche imparare delle canzoni nuove. Può darsi che qualcuno già conosca questa canzone, ma faremo la prima volta e è bella. È un po' difficile, ma è bellissima, è alta. Amen. Che questa possa diventare la nostra preghiera oggi. Nostro Dio Padre, io credo in te, Signore. È importante dire io credo. Tu puoi dire io credo, puoi ripetere io credo. Io credo. È importante dire, è importante parlare con la tua bocca. Io credo in Dio. Tu puoi dire io credo in Dio. Puoi dire io credo in te, Gesù. Amen. Alleluia. Cantiamo questo canto. Il nostro eterno Padre, il Creatore è Dio potente. Dal suo Spirito nacque Cristo il Figlio suo, Gesù il Salvatore. Io credo in Dio Padre, io credo in Cristo il Figlio, credo nello Spirito Santo, che Dio tre in uno è, credo nella resurrezione, che risorgeremo ancora, perché io credo nel nome di Gesù. Giudice e difensore, giudice difensore, soffrì in croce, in lui c'è perdono, disceso nell'inferno, risorse in gloria e siede nei cieli per sempre. Io credo in Dio Padre, io credo in Cristo il Figlio, credo nello Spirito Santo, che Dio tre in uno è, credo nella resurrezione, di risorgeremo ancora, perché io credo nel nome di Gesù. Io credo in Dio Padre, io credo in Cristo il Figlio, credo nello Spirito Santo, che Dio tre in uno è, credo nella resurrezione, che risorgeremo perché io credo nel nome di Gesù, credo nella vita eterna, che una vergine lo concepì, credo nella comunione fraterna, nella sua santa chiesa, credo nella resurrezione, che Gesù ritornerà, perché io credo nel nome di Gesù, perché io credo nel nome, perché io credo nel nome di Gesù, perché io credo nel nome di Gesù. Signore, ti ringrazio per questo giorno, per questa serata, ti ringrazio perché tu sei nostro Padre, sei nostro amico e sei tantissimi altri ruoli per noi, Padre. Ti ringrazio perché non ci lasci mai soli, che sia con la tua presenza o con la presenza di amici, di persone che tu mandi nelle nostre vite o di parole di conforto che ci dai, Padre.
tu non ci fai mai sentire da soli, Signore, non ci abbandoni mai, e questa è la dimostrazione d'amore per eccellenza. Signore, io ti ringrazio perché il tuo amore è caldo e ci avvolge in ogni momento, Signore, è inconfondibile e è impossibile pensare che sia altro, Padre. Ti ringrazio perché non c'è nessuna cosa al mondo che possa riempire il tuo posto, Signore. Io ti chiedo che ogni persona che non ha ancora trovato te, che possa trovarti, che tu possa usare ognuno di noi per poter far sapere che non sono da soli nella loro battaglia e che c'è un Dio che è più grande di ogni loro problema, Signore. Ti ringrazio per questo, Signore. Amen. Amen. Potete accomodarvi, adesso è il momento di sentire e ascoltare la parola del Signore al nostro cuore. Amen. Prova. Bene, buonasera, mi sentite? Sì, mi si sente. Buon dia, preghiera. Ok, iniziamo molto rapidamente con una preghiera e poi possiamo iniziare con lo studio. Signore, noi ti ringraziamo per essere qui questa sera, ti ringraziamo per la parola che ci porterai. Ti prego, Padre, che tu possa aprire i cuori di tutti i presenti, che la tua parola possa essere seminata e non vada perduta, Signore, ma che possa mettere radici profondi nei nostri cuori e possa cambiare la nostra vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Vedete delle slide. Nelle slide abbiamo questo piccolo gioco sondaggio con cui iniziamo lo studio e come vedete c'è una piccola serie di colori sotto con cui potete dire se siete totalmente d'accordo con il pallino nero a destra o in totale disaccordo con il pallino giallo a sinistra. Le regole sono più o meno chiare a tutti? C'è qualche confusione? Spero di no. Se avete un pezzo di carta al telefono, cercate di segnarvi le vostre risposte perché vi possono essere utili nei piccoli gruppi. Passiamo alla prima slide che è un test. Questo è il test. Bene, la pizza fa schifo. Chi è totalmente d'accordo, oltre a poter uscire dalla chiesa, deve mettere il pallino nero, capito? Chi è in totale disaccordo e dice no, la pizza è buonissima, è perfetta, pallino giallo. Se invece la pizza, sì dai, un pochino ti piace, pallino giallino. Se un pochino ti fa schifo, pallino grigio. Tutto chiaro? Molto bene. Il tema di questa sera non è facile, queste domande non saranno simpatiche, questo lo era, il resto non lo sarà più. Quindi passiamo alla prima affermazione, che è la seguente: io mi sento solo. E quindi qua devi rispondere nella tua vita quanto vera è per te. Non sei costretto a condividere questa frase, è solo per darti un'indicazione interiore di come ti senti. La seconda affermazione è: i miei amici più stretti e la mia famiglia non mi capiscono e non capiscono i miei sentimenti. La terza affermazione è che Dio non esiste. Affermazione molto molto forte. La quarta affermazione, ditemi se sto andando troppo veloce, sono leggermente troppo veloce, rallentiamo. Molto bene. Quarta affermazione, la terza è Dio non esiste, se siete più o meno d'accordo. Quarta affermazione: a Dio non importa di me. Quanto siete d'accordo con l'affermazione a Dio non importa di me? Fatemi dei cenni quando posso andare avanti. Ci siamo? Ok, prossima affermazione, affermazione numero 5. Io sento che Dio è lontano da me. Dio è lontano da me. Quindi pensateci bene. Mi rendo conto che sono domande un po' che tirano fuori cose brutte da dentro di noi,
ma è importante per lo studio di questa sera. Sesta affermazione. Sento che io sono lontano da Dio. Quindi al contrario rispetto a prima, che io sono lontano da Dio. E da 1 a 6 dite quanto sentite vera e vostra questa affermazione. Settima e ultima affermazione. I pastori e le persone della Chiesa, quelle che vedete attorno a voi, non mi capiscono e non capiscono i miei sentimenti. Quindi prendetevi il tempo per rispondere mentalmente o nel telefono scrivendo quest'ultima domanda. Come potete capire, non sono domande belle, non sono affermazioni belle, specie se la risposta è sul pallino nero. Sono d'accordo, perché se qualcuno ha detto «Ah sì, io sono d'accordo al fatto che Dio non esiste, io sono d'accordo al fatto che sento Dio lontano da me o che mi sento lontano da Dio, sono d'accordo con il fatto che io mi sento solo». Magari qualcuno di voi è entrato con sentimenti o idee di questo genere e questo è proprio il tema di oggi, la solitudine. Ci sono tipi diversi di solitudine. Avete presente quando avete avuto una giornata frenetica, avete parlato con un sacco di persone, volete solo staccare, andare in camera, mettere Netflix, il videogioco, un libro, ascoltare musica, quella solitudine bella, pacifica. Quello non è il tema di stasera. Il tema di stasera è quella solitudine cattiva, quella solitudine che ti fa stare male, quella solitudine che ti fa sentire tagliato fuori dalle persone che hai attorno, dalla società, da Dio. Quella solitudine che ti lascia triste, che ti lascia un vuoto dentro. E all'inizio della Bibbia scopriamo una cosa molto interessante, che la solitudine è la primissima cosa nella storia umana che Dio ha bollato come non buona. Lui ha detto che non è buono che l'uomo stia da solo. E questo fa capire tante cose di come Dio ci ha pensati. Chi ha mai visto un documentario sulle tartarughe? Su come nascono le tartarughe? Le tartarughe nascono in questo modo selvaggio, tipo lo sbarco in Normandia, in cui le uova vengono deposte in una spiaggia, vengono abbandonate completamente da sole, le uova si schiudono e questo piccolo inerme cucciolino di tartaruga deve arrivare al mare. E ci sono i gabbiani, che sono il corrispettivo degli aerei della Seconda Guerra Mondiale. È uno scenario terrificante e mamma e papà tartaruga dovunque sono nel mare a nuotare, tipo ricerca di Nemo, mentre i loro bambini letteralmente combattono per la loro vita. Voi siete nati in modo diverso, credo. Tutti noi siamo nati in modo leggermente diverso, non è che siamo nati in mezzo a dei puma e siamo dovuti strisciare via da questi puma. Noi siamo nati, mamma ci ha preso in braccio, ci ha coccolati, ci ha dato da mangiare e poi cosa è successo? Ci hanno coccolato e ci hanno dato da mangiare per anni, poi siamo diventati un po' più autonomi e hanno continuato a coccolarci, a darci da mangiare finché non diventiamo adolescenti, adulti, là riusciamo a procacciarci il cibo da soli, più o meno ci gestiamo. Però non abbiamo più bisogno in modo così diretto della mamma e del papà, ma comunque siamo creature sociali. Abbiamo amici, abbiamo fratelli, abbiamo genitori, abbiamo persone attorno a noi siamo relazionali, noi abbiamo bisogno di relazioni. Anche se qualcuno di voi è timido, anche se pensi, a me non piacciono le persone, a me non piace questo evento, mi fanno male i piedi, io voglio andare a casa, questa persona mi irrita, tutti questi pensieri, c'è comunque una persona, 2 persone, 5 persone, il numero che è, che dici, questa persona non so come fare senza di lei, è bello avere questa amica, è bello avere questo amico, è bello avere mio zio, mia nonna, mio papà. Abbiamo delle relazioni che per noi sono significative. E sentirsi soli, che è il tema di questa sera, significa sentire che o in generale nella tua vita, oppure in un momento temporaneo e particolare, tu senti di non avere persone con cui puoi parlare, senti di non avere persone vicine a te, senti di non avere persone che ti capiscono. Noi possiamo sentirci separati dalle persone, quando io magari non riesco a comunicare con i miei amici. Possiamo sentirci separati dalla società, cioè che tutti fanno un'altra cosa, a nessuno interessa i nostri problemi, noi siamo soli e nessuno vede il nostro dolore. E c'è una solitudine ancora più profonda e ancora più grave, ed ecco perché le domande di prima. A volte ci sentiamo lontani da Dio, sentiamo una solitudine esistenziale, sentiamo che Dio ci ha lasciati soli.
E tu, non serve che mi rispondi ovviamente, tu che mi stai ascoltando, ti senti solo o ti senti sola? Senti come se ci fosse un muro tra te e la tua famiglia, i tuoi amici? Senti che c'è una distanza, grande o piccola che sia, tra te e Dio? Beh, se ti può rassicurare un pochino, non sei da solo. Se qualcuno in questa stanza si sente in questo modo, non sei da solo. Forse ci sono altre persone in questa stanza che o in questo momento o in altri momenti della loro vita hanno sentito questa solitudine, e anche dei famosi uomini di Dio si sono sentiti così. Adesso vediamo alcuni esempi, chiedo al microfono che può girare. Cerco volontari velocemente per leggere i versetti, mani belle alte, chi voglia di leggere. Mani belle. Gaetano, grazie Gaetano, perfetto. Gaetano, leggi. Riesci a leggere? Io non posso da solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura. Prossima slide, un'altra persona. Il mio cuore afflitto inaridisce come l'erba, tanto che dimentico di mangiare il mio pane. A forza di piangere la mia pelle si attacca alle ossa. Altra slide, altra persona. Sulle mani, come in discoteca. Su, Larissa. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. E ultima persona, citazione molto importante, Letizia. Allora nonna Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, Yama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato. Preparando questo studio io ho letto, grazie Vittoria, io ho letto il passo, quello di, cos'era, numeri? Sì. Ho letto il passo di numeri una cosa come 4-5 volte, perché sì, avete letto bene, c'è scritto uccidimi, ti prego, uccidimi, ha detto Mosè al Signore. Quel Mosè, il grande Mosè, quello che ha aperto le acque, uno degli eroi della fede, il super Mosè, a un certo punto ha detto, Signore, io non ce la faccio, facciamola finita, uccidimi. Io lascio la domanda così e poi continuiamo con lo studio, rispondi nel tuo cuore, di nuovo non serve che tu risponda a noi. Hai mai pregato in un modo simile? Hai mai provato un dolore, una fatica, una situazione così pesante che hai detto, Signore, basta, io non ce la faccio, io voglio uscire da questo gioco, voglio scendere dalla giostra, non ce la faccio più. Questi uomini che abbiamo citato hanno provato una solitudine profonda e disperata, come abbiamo visto con Mosè, con Paolo e anche con Gesù stesso. In particolare voglio parlare proprio di questa solitudine che Gesù ha provato prima sul Getsemani, quando è arrivato a piangere sangue mentre pregava, e poi quando è arrivato sulla croce. Era stato abbandonato da tutti gli amici, tutte le persone che gli avevano detto «Ah, Signore, io morirò per te», spariti, volati via. Persino era lontano da Dio Padre, perché gli ha chiesto Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma dopo quel momento di grandissimo dolore, di grandissima sofferenza, Cristo è stato glorificato, ci ha mostrato tutta la sua forza, ha mostrato tutta la sua potenza, ha salvato l'umanità e adesso siede alla destra di Dio Padre. Questo per dire che se tu ti senti in questo modo, ti sei sentito in questo modo o ti sentirai in questo modo, sappi che Gesù sa come ti senti. Gesù può capirti, può empatizzare con te. Gesù ti è vicino. Noi sentiamo tante bugie, soprattutto dal diavolo, dal mondo, che ci dicono che no, che non è così, che la tua vita fa davvero schifo, che nessuno ti capisce, che tu sei solo e nessuno ti vuole bene. Se di nuovo, senza rispondermi, ma qualche volta abbiamo sentito una voce, un pensiero della nostra testa che ci dice questi pensieri. Sei solo, tu non vali, non importi a nessuno verrà a salvarti, nessuno vede il tuo dolore.
sappiate che quella voce è una bugia, è una grande, grande bugia. E attraverso Gesù noi possiamo sbarazzarci di quella bugia. E quindi io ti voglio dire che Dio ti ama e ti è vicino. E lo voglio ripetere di nuovo, Dio ti ama e ti è vicino. Dio sa che cosa stai passando ed è triste per il fatto che tu stai male. Di nuovo, Dio empatizza con il tuo dolore. A Dio importa il tuo dolore, perché tu sei la cosa più importante per Lui. Tutte queste parole le avrete sentite chi decine, chi centinaia, chi migliaia di volte in video cristiani, in chiesa, in prediche. Ma adesso voglio che tu ti faccia una domanda dentro di te. Io credo a queste parole. Quando sento dire Dio mi ama, Dio mi ha scelto, Dio mi salva, Dio mi perdona, tutte queste verità bibliche le chiamiamo. Io ci credo o dico, ok, Dio mi ama, sì, solita solfa. Tu ci credi che Dio ti ama? Credi che Dio è vicino a te quando sei da solo in camera e piangi in silenzio per non farti sentire? Credi che Dio ti è accanto quando il dolore e i problemi sono così grandi che pensi che non c'è una strada per risolverli? Tutti noi vorremmo che questo tipo di problemi avesse una bacchetta magica. Noi abbiamo questa preghierina, tipo dentro a un vetro, da rompere in caso di solitudine, spacchiamo il vetro, leggiamo questo foglietto, grazie Gesù, ti prego, manda via la solitudine. Oh, perfetto, sto bene, e te ne vai. La vita è a posto, la solitudine è andata via. Purtroppo non funziona così. Ma questo non vuol dire che non esiste una strada. Una strada c'è. Per quanti limiti tu possa avere, per quanti limiti abbiano le persone attorno a te, Dio ti ha messo dentro una famiglia, ti ha dato degli amici, ti ha dato una chiesa che hai attorno a te in questo momento. Guardatevi attorno, guardatevi tra di voi, questa è la vostra chiesa. Sono persone che possono essere più o meno amiche, persone che possono essere vostri parenti, persone che conoscete più o meno, ma queste sono persone che Dio vi ha messo accanto. E per chi è stato in campeggio potete ricordare che ci sono state varie situazioni con i capicamera, con i ragazzi più grandi, con gli amici, in cui avete avuto problemi e siete potuti andare a parlare. Emanuele ha bisogno di parlarti, Monico ha bisogno di parlarti, Vittorio ha bisogno di parlarti, Samuel mi sono spaccato la gamba, tutte queste situazioni qua. Non è diverso qui. In campeggio, il campeggio è bello, il campeggio è simpatico e sembra un altro mondo, ma qui non è diverso. Se in questo momento tu stai male, se questo studio ti ha tirato su cose brutte che pensavi di aver nascosto bene, di aver tappato in fondo sotto una botola, hai tante persone qua attorno. Hai ragazzi un po' più grandi, hai i tuoi amici, hai i leader dei tuoi gruppi, hai i pastori. Ci sono tante persone qua dentro che hanno passato brutte esperienze, che hanno visto brutte esperienze e sono in grado di aiutarti. E anche se sei grande, anche se sei uno dei pastori, anche se sei uno degli adulti, ci sono persone in questa chiesa che ti possono aiutare. Tanti qua possono dire che ci sono state varie situazioni in cui persone più vecchie sono andate a persone più giovani a farsi aiutare e hanno trovato aiuto. Quindi nessuno di noi qui presente può essere disperato, nel senso sia disperato, perché per ciascuno di noi c'è chi lo può aiutare. E quindi dopo i versetti tragici che abbiamo visto prima, noi dobbiamo ricordarci che la Bibbia non è un messaggio di sconfitta e di tristezza, ma è un messaggio di gioia e vittoria. Quindi adesso, già che l'ho menzionata Vittoria, passa il microfono a chi ha voglia di leggere e leggiamo questi versetti. Sulle maniche questi sono i versetti belli, ragazzi, i versetti tristi sono andati. No, Riccardo, tu hai già letto. No, un altro braccio. Su, gente, che ci sono i piccoli gruppi, dai. No, Federico, bravo. Quando eri così piccolo. Egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. Ottimo. Salmi 102, 17. Ottimo, prossimo versetto, un'altra persona. Mani. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. A quelli
che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Salmi 68, da 5 a 6. Ottimo. Altra mano, altra persona. Salomone, 2 valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Così pure, se 2 dormono assieme, si riscaldano. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, 2 gli terranno testa. Una corda a 3 capi non si rompe così presto. Ecclesiaste 4, 9 e 12. Un'altra persona, abbiamo 2 versetti e poi avete finito il vostro dovere. Forza, forza, forza. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. E sono stato liberato dalle falci del leone. Ultimo versetto, forza, 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 mani alzate. Dai, Vitto, portalo qua a Riccardo che... no, cioè è il più piccolo di te. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 16, 18, 23. 2 belle notizie quindi. Non siamo mai soli, Dio è sempre, ditelo insieme a me, sempre, Madonna che energia ragazzi, mi addormento, insieme a noi. No, questo non serve. Dio è sempre insieme a noi. Seconda ottima notizia, Dio è più forte della tua solitudine. Questo non serve ripeterlo a voce, ma cementatelo nella tua testa. Qualunque sia il tuo problema, Dio è più forte di quel problema. Stasera parliamo di solitudine, quindi Dio è più forte della tua solitudine. Adesso ci divideremo nei piccoli gruppi, prima ci saranno degli avvisi, esatto, ci saranno degli avvisi, poi ci divideremo in piccoli gruppi e avete modo di discutere, se vi siete segnati i punti che avete crocettato all'inizio potete discuterli e possiamo discutere di questo tema. Mi rendo conto che il tema è complesso, che il tema è difficile, c'è la lode a chiudere anche, esatto, c'è l'offerta, la lode a chiudere, scusate sono nuovo a tutto questo. E quindi sì, mi rendo conto che il tema è difficile, ho visto lacrime, ho visto fazzoletti, non vi preoccupate di questo, non vi preoccupate di mostrare le vostre emozioni, prima avete guardato le persone attorno a voi, potete contare sulle persone che vedete, potete contare su di noi, potete contare sul pastori, voi non siete da soli. E quindi un'ultima cosa che vorrei ricordare, un attimo di attenzione, poi vi lascio liberi, soprattutto qua sulla destra, grazie. Tu hai sempre con te un Dio che ti ama profondamente, un Dio che non ti abbandona e a cui puoi dire tutto. Hai bisogno di parlare, vai da Dio, hai bisogno di confessare, vai da Dio, hai bisogno di lamentarti, vai da Dio. Se non mi credi, leggi Salmi e guardate quanto spesso Davide va a lamentarsi e a piangere da Dio. Lo fa un sacco di volte, potete farlo anche voi. Quindi adesso lasciamo alla lode per l'offerta, poi ci saranno gli avvisi e poi i piccoli gruppi. Ma prima una preghiera per concludere la predica. Signore, io ti ringrazio per questa parola. Signore, ti ringrazio per tutte le persone che hanno potuto esaminare la loro vita, che hanno potuto vedere, Signore, la sofferenza che provano per la solitudine, che hanno provato, Signore, o che stanno provando in questo momento. Signore, io ti prego che
tutte queste persone possano farsi coraggio e raggiungere le persone attorno a loro, spiegare il loro problema e che queste persone possano vedere la tua mano agire attorno a loro. Signore, noi non siamo soli, noi sappiamo che tu sei con noi in ogni momento, che tu ci ami e vuoi che noi siamo felici, siamo realizzati in te, Padre. E ti prego che chi in questo momento si sente distante da te possa porgere la sua mano verso di te e che tu ti possa far sentire, Signore. Questo è quello che ti chiedo, Padre. Guida i piccoli gruppi affinché possiamo trovare conforto e conoscenza della tua parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ok, adesso celebreremo le offerte e le decime. Le abbiamo introdotte un po' da sabato scorso, ma siccome è un culto anche il sabato faremo il nostro momento di offerte, quindi vi chiedo di stare in piedi perché canteremo. Ok. Nulla mi separerà, anche se mi agiterò, il tuo amor non sbaglia. Anche senza merito, la grazia si riverserà su me, il tuo amor non sbaglia. Tu sei lo stesso. Tu sei lo stesso da sempre, il tuo amor non cambia. Se piango tutta la notte, l'allegria la mattina tornerà. Se il mar si infurierà, non ho niente da temere, perché io so che mi ami, il tuo amor non sbaglia. Se il vento è forte e profonda il mare, la tua presenza mi aiuterà, perché il tuo amor non sbaglia. Il cammino era difficile, Non pensavo di arrivare, ma il tuo amor non sbaglia.
grazie di come, oh Padre, possiamo donare un poco di quello che tu ci dai, oh Padre, per portare avanti il tuo regno, oh Padre, per poter usarlo come strumento, oh Padre, per la tua gloria, oh Padre. Ti prego di benedire i piccoli gruppi, oh Padre, di benedire le nostre conversazioni e fa che possiamo aprire il nostro cuore, oh Padre, e scacciare via questa solitudine, oh Padre. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Amen. E adesso da questo mese introduciamo ogni fine mese, l'ultimo sabato del mese, la celebrazione dei compleanni del rispettivo mese. Quindi quest'oggi celebreremo i compleanni di settembre. Io non so che non ci sono tutti, però chiamo Letizia, Gabriel non c'è, Sebastiano e Joshua, Patricky. Venite qua davanti, canteremo tanti auguri e pregheremo per voi. C'è qualcun altro di settembre? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te. Tanti auguri! Quanti vecchi! Pastore, uno dei due pastori, se può venire qua a fare una preghiera per le loro vite. Prendiamo l'anziano, Pastor Sandro! Ok, preghiamo per questi nostri ragazzi che la parola di Dio dice sono stati creati immagine e somiglianza di Dio, che l'immagine di Dio splenda ogni giorno di più nelle vostre vite. Ok, preghiamo. Nostro Dio, grazie per queste preziose anime, Signore, che tu hai chiamato all'esistenza. Ti prego, Signore, di accompagnarle, Padre, in questo nuovo anno di vita, giorno dopo giorno, passo dopo passo, Signore, nelle difficoltà, nelle gioie, Signore, ma insieme a Te. E Signore, noi ti preghiamo questa sera anche di poter essere per loro un esempio e di, Signore, come Chiesa, di abbracciarli in tutte le loro difficoltà, che loro possano dire, Signore, l'anno prossimo, quando sarà di nuovo il loro momento, che, Signore, ti hanno conosciuto più a fondo. Grazie, Signore, per ciascuno di loro e ti chiedo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, adesso avremo il nostro momento degli avvisi. Prova. Vai. Prova? Ok. Chiedo ancora qualche minuto della vostra attenzione. Come introduciamo le offerte, introduciamo gli annunci specifici per noi ragazzi, giovani, adolescenti, giovani più preadolescenti, tutti quanti. Allora, per chi non lo sa, ogni giovedì online facciamo la nostra preghiera su Discord. Chi non sa usare questa applicazione, chi vorrebbe entrare nel server, basta chiedere a Joshua, se puoi alzare la mano, Joshua, per favore, che lui ha creato tutto, è il fondatore, diciamo. E ci incontriamo alle ore 21. Prossimo? Come sempre ogni sabato alle ore 19 abbiamo i nostri incontri e ricordatevi che è sempre una buona opportunità per invitare amici, compagni di classe, colleghi di lavoro,
chiunque è sempre una buona opportunità per portarli qua e fargli ascoltare la parola di Dio. Il prossimo sabato, cioè l'1 ottobre, parleremo della colpa. Next. Ok, sabato prossimo, prima dello studio, cioè alle ore 19:30, avremo 17:30, scusatemi, avremo il nostro corso, le basi della fede, lo porteranno Pastore Caio, Pastore Sandro e Giorgia. Siete tutti i benvenuti e se volete partecipare potete contattare uno dei tre. E per chi non ha la possibilità di venire sabato, ne avrete un altro, il 2 ottobre, no, fermala, il 2 ottobre alle ore 9:30 prima del culto. Ok? Prossimo. Questo non è solo per noi ragazzi, ma anche per una cosa di tutta la Chiesa, ma dato che abbiamo visto tanti di voi martedì scorso al corso di teologia, voglio invitare chi non sapeva, chi non conosceva questo corso, siete tutti benvenuti. Se volete conoscere di più l'identità di Dio, è davvero un'opportunità per venire e approfondire ogni 15 giorni, quindi questo martedì c'è stato, quindi il prossimo no, il prossimo ancora. Chi si è perso questo martedì, questa settimana volendo può recuperarlo a Conegliano, quindi anche a Conegliano ogni 15 giorni. Sono stata chiara, si è capito? Ok, prossimo. Ok, stiamo cercando di vedere se è possibile fare una veglia di preghiera il 31 ottobre, però non c'è scritto orario, non ci sono scritti dettagli perché è una cosa che dobbiamo ancora valutare bene e pensare se è fattibile. Quindi intanto io vi lancio la cosa, poi nei prossimi mesi, se sarà possibile, vi daremo il resto delle informazioni. Grazie e potete dividervi pure nei piccoli gruppi. Ah, sì. Stasera, come tutti sapete, c'è la pizzata. Bellissima idea, opportunità per festeggiare insieme i compleanni di settembre, però mi raccomando di un paio di cose. Per chi non ha ancora dato i soldi alla rissa, mi raccomando, dategli entro fine serata. E mi raccomando, per chi può rimanere fino alla conclusione, aiutate a sistemare e tenere pulita la sala. Ok, solo per le sale, ok? Abbiamo cambiato adesso le sale che dovete andare. Adolescenti, ragazzi, sarà nella sala quella che c'è il piano, ok? Sarete là con Pastore Sandro, ok? Ragazzi, adolescenti, sala di sopra, là dove c'è il piano. Adolescenti, ragazze, ok? Sarà in quella sala di riunioni, sarà la Giada con la Isabella, ok? Così, quella sala della riunione, le ragazze adolescenti. Giovani, i ragazzi, sarà qua nella sala della scuola biblica con Samuel e Emanuele, ok? Sala della scuola biblica giù. I ragazze nella mia sala, ok? Nel mio ufficio con la Larissa, ok? Così potete usare. Siamo adesso alle 8, potete rimanere lì fino alla mezzanotte, non c'è nessun problema, ok? Va bene, buon studio, non dimenticare di queste sale, potete usare queste sale, ok? Per adolescenti, buon viaggio a casa, ok?